90 multe elevate e 15 già impugnate sono i numeri che ruotano attorno all'applicazione della tassa di stazionamento ad Agrigento che tante polemiche e proteste continua a sollevare, ma nessun passo indietro, nessuna sospensione, così come invocato dagli addetti del settore che contestano in particolare le modalità e la tempistica legate al versamento delle ticket, alla mancanza di adeguata segnaletica e di un checkpoint. Decisione formalizzata ieri nel corso di una nuova seduta della Commissione Bilancio di Palazzo dei Giganti dedicata proprio a questa vicenda. L'organismo consiliare composto da Marco Vullo, Gianluca Urso, Gioacchino Alfano, Angelo Vaccarello e Alfonso Mirotta si è confrontato con il comandante della polizia locale Antonin, che è tornato al suo posto, e con il dirigente alle attività produttive in Salaco. Ci è stato riferito dai burocrati del comune, spiega il presidente della commissione, che la strada del congelamento dell'attuale regolamento è impraticabile. Sono però emerse importanti novità destinate ad essere concretizzate nell'immediato. Il dirigente in Salaco ci ha assicurato, sottolinea ancora Vullo, che è in via di definizione il procedimento per il pagamento online della tassa mediante link sul sito del comune di Agrigento denominato PayPal. E le previsioni dicono che questo strumento tecnologico entrerà in funzione già a fine mese, una novità che, se confermata, certamente mitigherà la contestazione dei bus turistici i cui titolari ad oggi sono costretti a pagare attraverso bonifico postale almeno 3 giorni prima dell'arrivo in città. Poi c'è il nodo legato al punto di stazionamento individuato nell'area di Cugnovela a Villa Seta. Nei prossimi giorni, fa sapere Vullo, fisserò un'altra seduta della Commissione Bilancio alla presenza dei dirigenti degli assessori comunali al ramo. L'obiettivo è quello di bonificare e rimettere in sesto questa superficie in modo da renderla subito operativa e adeguata a ricevere i pullman e ad ospitare il checkpoint. Intanto lo schema del regolamento, già rivisto e corretto grazie anche al proficuo confronto con le realtà che vivono quotidianamente questa esperienza, è ormai alle battute finali.